Mezzogiorno in punto, buongiorno a tutti amici di Io Compro Siciliano e buongiorno ovviamente agli amici di Io Compro Siciliano live che ci seguono tutti i giorni a quest'ora da mezzogiorno sino a mezzogiorno e 20. Ciao da Cristina Ruffino, bentornati dalle nostre parti, oggi è mercoledì, siamo praticamente alla terza puntata della settimana, quindi diciamo a metà. Allora, vi ricordo sempre di collegarvi, di visitare il nostro www.iocomprosiciliano.com, di visitare il più grande marketplace made in Sicily dove trovate un sacco di cose veramente molto molto interessanti. Approfitto ovviamente per ringraziare tutti i membri che sono veramente tantissimi del nostro gruppo, aumentate ogni giorno che passa sempre di più. Vi consiglio ovviamente anche oggi di scrivere, di partecipare alla nostra diretta, quindi inviate i vostri messaggi. Oggi si mangia? No, non si mangia perché ovviamente io qua non vedo niente, assolutamente, però vi portiamo al ristorante perché oggi il nostro ospite è Alessandro Azzimati, titolare del noto ristorante palermitano Ristorantino Leone. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, benvenuti qui a Casa Leone. Che meraviglia. Che meraviglia. Abbiamo già perso Alessandro, neanche il tempo. Comunque, Ristorante Leone a Palermo, tra poco torneremo ovviamente a collegarci. Datemi ovviamente degli aggiornamenti dalla regia. Nicolò, ok. È andata via la linea un istante. Sì. Buongiorno a tutti da Casa Leone. Qui sicuramente il cibo non manca. Siamo pieni di iniziative che portiamo avanti dal giorno in cui ci avevano chiuso rigorosamente al pubblico e che dirvi, con noi sicuramente non vi annoierete mai. Scusa, una curiosità perché la domanda nasce spontanea. Perché ristorantino? Ristorantino. E l'abbiamo riperso? Subito? Vediamo un attimo di ripristinare comunque il collegamento. Prima era davvero... Allora, perdonatemi, c'è qualche problema di linea. Diciamo, siamo un po'... Un po' poco. Vabbè, Alessandro, se tu mi guardi e mi ascolti, esci e rientra, ok? Così cerchiamo di risolvere anche questo problema tecnico, perché ovviamente capitano, no, i problemi di connessione, quindi ci sta veramente tutto, quindi sono dei problemi che sicuramente possono capitare. Quindi non preoccuparti se mi stai guardando e ascoltando, esci subito e rientra, così ti faremo ovviamente un paio di domande legate proprio al tuo ristorante. Mi pare che lo sta facendo, quindi è un periodo un po' complicato, non è stato un periodo sicuramente complicato per tutti i ristoratori, no? E quindi adesso c'è uno spiraglio di luce, quindi adesso c'è questa benedetta ripartenza e sentiamo un po' Alessandro, vediamo come sta vivendo questo periodo, questo momento. Non ti sentiamo. Non ti sentiamo, Alessandro. Prova, non preoccuparti, prova di nuovo a riattivare l'audio. Ce la faremo, dai. Ce la faremo, forza e coraggio, dai. Non ti sentiamo, Alessandro. Proviamo di nuovo. Vediamo un po'. No, non ti sentiamo. Non preoccuparti, esce e rientra, facciamo tutto live. Quindi siamo live, quindi rientra dal link direttamente, quindi Alessandro. Allora, quindi Alessandro Azzimati, dicevamo, no, che è il titolare di questo ristorante che si trova a Palermo, si chiama Ristorantino Leone. La mia curiosità era quella, insomma, di sapere come mai si chiamasse Ristorantino e quindi ci darà tutti i dettagli, anche perché in questo ristorante si mangia veramente molto molto bene e vedremo un attimo quelle che sono le specialità, quelli che sono i piatti tipici, diciamo, che avrete la possibilità di gustare, visto che comunque adesso possiamo andare finalmente a mangiare al ristorante di giorno che di sera.
E finalmente si torna un po' alla vita di prima, no? Piano piano, ovviamente lo diciamo sempre, con le dovute cautele, ovviamente rispettando tutte le sicurezze possibili e immaginabili, sempre prudenza, perché la prudenza non è mai troppa, quindi ecco, bisogna stare particolarmente attenti ancora. Un altro pizzichino, dai, facciamo i bravi e poi ce la faremo. Intanto voi scrivete se avete delle cose magari da dirmi così che non c'entrano niente con l'argomento di oggi, così passiamo un po' di tempo, scrivetemi sulla nostra diretta. Allora, intanto oggi è mercoledì, vi volevo ricordare, perché ogni volta lo dimentico sempre, che domani sera ci sarà un altro appuntamento importante con Sisi Loneri insieme al nostro Vincenzo Canzone, un sacco di ospiti sicuramente, un altro appuntamento da non perdere. Allora, dalla regia, vediamo un attimo se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Alessandro Azzimati. Vediamo se Nicolò, che saluto, tra l'altro che si trova a Palermo, come sempre del resto, lui non si sposta, ci dà delle indicazioni e saluto ovviamente anche Marzia e Sonia che si occupano della redazione e fanno un lavoro veramente certosino tutti i giorni e sono veramente molto brave. Non abbiamo ancora Alessandro Azzimati, abbiamo qualcuno da salutare intanto Nicolò, vediamo un po', dai, passiamo un po' di tempo così stamattina. Allora, buongiorno da Chea Atelier, il giardino segreto, Carmela Motta, ma buongiorno Carmela, dici che stai facendo a quest'ora del mattino, sicuramente starai lavorando, no? Sei all'interno del tuo atelier, poi saluto anche Rolando Ferraccini. Rolando, da dove arrivi tu? Di dove siete? Fatemi anche un po' sapere da dove scrivete, perché siamo in questo momento, devo dire, un po' sparpagliati, no? Perché ovviamente abbiamo il team di Io Compro Siciliano a Palermo, io a Catania, Luca Leonardi, la cura per i dettagli, la scelta delle migliori materie prime per la preparazione dei piatti, sono solo alcune delle caratteristiche di questa realtà palermitana, parlo ovviamente del ristorante Leone. Quindi, nonostante questo periodo, Alessandro ci darà la sua grande testimonianza di speranza fondata sull'arte di reinventarsi. Ma ne sai più di me, Luca? Tra l'altro, Luca merita il premio fedeltà perché Luca è uno dei seguaci più attivi all'interno del nostro gruppo, commenta tutto, scrive tutto e quindi so che c'è 24 ore su 24 praticamente, non perde neanche mai un dettaglio, quindi grazie anche a te. Dai, fatemi un po' sapere allora dove vi trovate in questo momento, che cosa state facendo, se state lavorando, se mi state guardando, visto che abbiamo qualche difficoltà nel collegarci con gli ospiti. Carmela scrive: sono in procinto di creare campionari di abiti da sposa. Bello Carmela, questo tra l'altro è un periodo anche per le spose abbastanza interessante, no? Perché comunque stanno ripartendo anche i matrimoni, finalmente, insomma, dopo rinvii, le spose stanno ritornando di nuovo alla preparazione della loro cerimonia, del loro evento più importante della vita. Alessandro, non mi cadere di nuovo perché non so come occupare il Sono tempo. arrabbiatissimo pure io, mi sto calmando. Fai un po' di yoga, dai. Come si fa? Ok, perfetto. Rilassati, non ti preoccupare perché se non ce la dovessimo fare, mal che No, ce vada, la facciamo adesso. rinviamo. Naturalmente siamo pure bravi in questo. È che qua oggi l'emozione sarà stata. È vero, è vero. Perdonateci. Vabbè, non preoccuparti, capita. Allora, perché ristorantino, Alessandro? Il ristorantino perché effettivamente è cominciato Ino per poi Sì? diventare ristorante a tutti gli effetti. E Ok. quindi poi non ce la siamo sentiti di vantarci che eravamo diventati il ristorante e quindi grandi, siamo rimasti sempre piccoli. E Va devo dire bene. che forse è meglio Ma devo così. dire che veramente quelli piccoli piccoli poi sono quelli grandi grandi, quindi questa cosa ci piace. L'umiltà paga Allora, sempre. è vero. Alessandro, dunque, come stai vivendo questo periodo di ripartenza? Perché ovviamente le difficoltà, come dicevo prima, per i ristoratori sono state immense, no? Quindi stai Come un ti po' dicevo complicato. prima, sicuramente è più bello, è un'altra cosa vivere il ristorante di presenza, avere la possibilità del contatto con la clientela. Noi non ci siamo mai fermati perché grazie a tanta forza di volontà e forse un pizzico di follia abbiamo trovato sempre linfa nuova. Abbiamo nel periodo natalizio inventato il panettone artigianale che ci Esatto. avete anche sponsorizzato in qualche maniera, grazie a un po' di visibilità che non guasta mai. Poi ci siamo inventati la colomba artigianale, naturalmente tutta fatta da noi. Poi ci siamo inventati il sushi, la torta sushi, il panino sushi, No! i panini gourmet. Abbiamo davvero insomma trovato l'impossibile con tanta follia e tanta buona volontà. Naturalmente i momenti di sconforto non sono mancati perché davanti a delle nuove iniziative hai sempre la paura di non andare nella direzione giusta. È vero. Invece diciamo che la dea bendata sicuramente ci ha aiutato
In più adesso questo momento di ritorno alla semi-normalità sicuramente lo stiamo vivendo con tanto entusiasmo, perché la gente sta ritornando da noi come un tempo. Anche questa dopo 7 mesi era una domanda che ci ponevamo: avremo sempre la stessa clientela, saremo sempre in condizioni di essere ricordati come quel ristorante dove si mangiava bene? E in più la grande fortuna che ci sta ripagando quel coraggio che abbiamo avuto è che abbiamo mantenuto oggi lo stesso personale, quindi l'identità del locale è immutata, cosa che magari in altri posti, insomma, in questo momento mi arrivano telefonate di colleghi che hanno necessità di forza lavoro. Noi compatti e uniti siamo riusciti a rimanere tutti sulla nave, sull'Arca di Noè, direi. Bravo. Bravo. Devo dire che la ripartenza per noi sta sicuramente procedendo alla grande, diciamolo pure. La fortuna aiuta gli audaci, no? Voi avete avuto veramente molto coraggio. L'arte, è vero, l'arte di reinventarsi poi alla fine ti ha premiato, no? Perché ti sei reinventato, hai fatto un sacco di cose, non ti sei fermato, hai rischiato, ma alla fine, insomma, hai avuto le tue belle soddisfazioni. Allora, Alessandro, ti va di vedere insieme a noi il video del tuo ristorante? Vediamo un attimo quello che hai preparato. Andiamo. Ok. No, vabbè, Alessandro, io ce l'ho già con te, te lo dico. Non potete fare questi video, non mi potete fare vedere queste immagini, sono le 12 minuti, ma come si fa? Bellissime immagini, che buon cibo, che specialità. Alessandro, complimenti. Guarda, con me sfondi una porta aperta, mi dicono i miei collaboratori che io ho l'invito compulsivo. Quindi quando vuoi, quando volete, io sono sempre qua. Io dico sempre che il mio locale è quello che più frequento, nel senso che tutti hanno magari un luogo dove ritrovarsi con gli amici. Io mi ritrovo qui a casa mia, nel mio locale, sono ogni sera fuori, la prendo così, e devo dire che quante più persone mi vengono a trovare, più io sono felice, vivo questo pseudo lavoro in maniera assolutamente serena. È la verità. Quando si dice che fai quel lavoro, fai il lavoro che ti piace, non lavorerai mai un istante. È vero. Io devo dire che i miei ospiti me li godo, e poi soprattutto rispetto a tutti gli altri che frequentano un luogo non di proprietà propria, io ho un vantaggio, che chi viene qui è sicuramente un qualcuno a cui faccio simpatia, se no non viene. Ma tu comunque già ce l'hai la faccia simpatica, veramente, Alessandro, quindi anche a distanza, quindi ecco perché comunque i tuoi clienti ti adorano, ti amano e ti vengono sempre a trovare, e tra l'altro tornano, altro che. Alessandro, ma io non so se posso azzardare una cosa, ma in questo momento la situazione lì al ristorante com'è? Nel senso, puoi farmi vedere qualcosa? Riesci a spostarti un po', o meglio di no forse, per evitare che cadiamo ancora e che cade di nuovo la linea? Meglio di no, meglio di no. Verifico, se mi dai qualche istante. Va bene, tu verifica così. Io intanto mando 15 secondi di spot. Dai, intanto verifica. Ok. Dai.
vediamo se abbiamo perso Alessandro, se sta ancora verificando, sta ancora verificando, va bene, tra poco parleremo anche delle sue specialità, perché tra l'altro lui E utilizza, tra allora io l'altro sono tornato. Alessandro, mi ero un attimo di nuovo preoccupata. Alessandro, vabbè, comunque voglio dire, tu hai verificato, credo, no? Sì, ci stanno preparando qualcosina da poter ammirare. Bello, così al Diciamo volo. che oggi è una giornata un po' particolare perché abbiamo parecchi ospiti a pranzo e Bello, meno quindi c'è male. lo stress della cucina, i chef poi col caldo cominciano, diciamo, Ecco, a dare segni di... Ma ci mancavo solo io che li mettevo in difficoltà. Allora, Alessandro, all'interno della tua cucina soltanto prodotti genuini a chilometro zero. assolutamente sì, e questa è un'altra sfida che abbiamo voluto portare avanti, quella di proporre in tavola solo prodotti della nostra terra. Questo è sicuramente un valore aggiunto, un qualcosa che stiamo peronando sempre di più per dare sia un prodotto autentico ai nostri clienti che dare una mano all'imprenditoria locale, perché è tutto a cascata, no? Se non lavoro io non lavorano loro, e se non ho lavorato io non hanno lavorato loro. Quindi senza dubbio, perché comunque il prodotto territoriale è un prodotto di alta qualità, ma anche per dare un vantaggio a noi siciliani, che siamo sempre Ovvio, un po' in svantaggio. è vero. E noi E comunque quindi a livello... per recuperare le distanze rispetto a quello che è, dicono che noi siamo indietro, ma noi siamo molto avanti, secondo me. Noi siamo molto avanti, altro che guarda, i nostri prodotti ce li invidiano veramente in tutto il mondo, a volte siamo noi stessi che non capiamo quello che abbiamo dentro casa, quindi dovremmo valorizzare tutto un po' di più, secondo me, no Alessandro? E tu ce la fai in questo, tu lo fai, la fai questa cosa. Devo dire che ultimamente, avendo avuto parecchio tempo a disposizione, ci siamo sempre più cimentati e focalizzati sul Made in Sicily, sul valorizzare proprio tutto quello che abbiamo di buono. Io parlo con tanti ristoratori italiani perché faccio parte di un particolare gruppo di lavoro, Sì? e ci invidiano le nostre materie prime perché sostanzialmente dicono che noi non facciamo tanta fatica a trovare quelle che sono le materie prime più ottimali. Al che da queste osservazioni mi è venuta un po' più voglia di mettere in campo sempre più armi per portare avanti la nostra cucina, che poi quella tipica nostra secondo me è imbattibile. È Poi vero. siamo in campo siciliano e lo dico in maniera un po' più... Tutte le cucine d'Italia sono buone, ma secondo me la nostra è quella un po' più ricca, un po' più saporita, Sì, un sono po' più pienamente d'accordo. variegata. Bravo, tra l'altro Eh, io vedevo, tra l'altro nel video che abbiamo visto dei piatti straordinari, ma tra l'altro anche dei panini speciali, no? Con all'interno c'era veramente di tutto. Noi abbiamo creato il panino sushi siciliano, Hai sembra. capito? Hai Noi capito? facciamo il Cosa panino c'hai dentro? sushi, gli mettiamo il gambero rosso, gli mettiamo il nostro riccio di mare, gli mettiamo il gamberetto bianco di sciacca. Insomma, abbiamo creato delle alternative decisamente interessanti, perché riproporre sempre e esclusivamente i piatti che magari ormai tutti conoscono ci lasciava un attimino indietro. Allora ci siamo voluti inventare qualcosa di nuovo, di spregiudicato. Devo Sì. dire che anche su questo punto abbiamo avuto ragione. È facile avere ragione dopo, no? Perché Certo, il ma tu problema è, Alessandro... Sì, vai. il problema è sempre mentre le fai le cose ti poni mille domande, però Eh, fortunatamente la voglia di insistere nelle cose non manca mai, di bravo, buttarsi, dico solo chi non fa non sbaglia, certe è volte è vero, capitato anche a noi, però è vero. preferisco sbagliare per aver fatto, ma non Per aver aver non voluto. fatto. È vero. Allora, io non so, Alessandro, perché dentro il suo Vieni, cilindro vieni, guarda, magico, guarda, guarda, abbiamo ecco, vediamo preparato una... un vassoio, guarda. Buongiorno. Buongiorno. Di No, pesce vabbè, totalmente fresco, dove io mi facciamo sento male. verificare la qualità
del nostro pescato. Mamma mia, che meraviglia! Questo è lo straordinario gambero. Questo è un bel polpo, Beh, mamma tutto mia. pescato del giorno. Sono io che Sì, vado al mercato a comprare la notte il pesce. Come bravo. vedi, questi sono dei pesci San Pietro, Sì, bellissimi. buonissimi. Noi valorizziamo tanto il pesce azzurro, il pesce locale. Questa è una bellissima aguglia locale da Ok. fare aromatizzata con la cipolla, pomodorino. Io mi piace sporcarmi le mani di pesce perché Vai, sì. è il mio mestiere. Guarda, delle triglie di scoglio tutte locali. Sì, Questo è esatto. il nostro genere di pescato, ecco. No, Questo è un vabbè. pesce serra, parente della ricciola o della spigola, se vogliamo, più della spigola, ma Ok, sempre dei nostri mari. ovvio. Quello che a me piace è Grazie. proprio far vivere il pescato, spiegare il pescato, rendere dotta la gente sul tipo di pescato che sta gustando, raccontare la storia del pesce, dove è Bravo. stato pescato, quando è stato pescato. Gli do l'identikit perfetta, quasi una carta d'identità di quello che mangiano. E La allora tu fai la tracciabilità, proprio gli differenza. dai la tracciabilità in tempo reale di Spiego quello che... pure, spiego, faccio il sindacato del cliente. Praticamente spiego come riconoscere un pescato fresco da un pescato non fresco. E questo nel tempo mi ha consentito di acclamare sempre più fiducia, perché quando io Ecco, vado al tavolo sono sicuro di me stesso. Poi il fatto che lo vado a prendere io di persona, no? È un motivo di carica in più, perché so di cosa parlo, l'ho vissuto, non me l'hanno raccontato. Al che questo secondo me è un valore aggiunto che quando arrivo al tavolo per prendere la comanda, spesso e volentieri poi la gente mi dice pensaci tu. infatti. E quando la gente arriva al punto di dire pensaci tu, per me è diciamo come aver raggiunto diciamo, l'apice della carriera, del successo. Certo, perché si Perché fidano ciecamente proprio di te, questa è una cosa sì, bellissima, è davvero. come dire ti do carta bianca e devo dire che per me diventa sempre più motivo d'orgoglio fare questo lavoro che mi porta ad avere a contatto costante molta gente, conoscere la loro storia, far conoscere la mia e comunque vivere davvero dei momenti che poi diventano memorabili anche se magari durano solo un paio d'ore, no? Io ho clienti Sì, con cui sono diventato amico di Milano, di Bologna, anche esteri, attraverso il potere dei social, tra l'altro. Dico, oggi riesco a mantenermi in contatto con loro. Non a caso i nostri panettoni, le nostre colombe sono arrivate a Londra, a New York, hai a visto? Parigi. Cioè, cose che prima erano per me impensabili. Impensabili. Perché se è vero che il Covid ci ha tolto tanto, il Covid personalmente mi ha dato la possibilità di aprire altre maglie che materialmente non avrei mai avuto intenzione di aprire, perché Certo. se nella routine giornaliera non avrei pensato mai a fare il panettone nella colomba, E cosa invece, che sicuramente rinnoverò nel mese di dicembre di Pasqua. certo, visto Addirittura che abbiamo dovuto l'esperimento è dire andato bene, basta alle consegne. Hai visto? Addirittura, che bello, guarda, sono, guarda, imprenditori come te che comunque rischiano, che comunque azzardano e non è facile trovarli, però questa cosa ti fa veramente onore e poi alla fine sei stato davvero premiato. Siamo proprio addirittura d'arrivo, no? Perché dobbiamo chiudere. Possiamo dare delle indicazioni dettagliate? Come vi troviamo sui social e dove vi troviamo fisicamente? Allora, noi siamo a Palermo, siamo in via Cavour, proprio a due passi dal Teatro Massimo e dalla passeggiata dalla Cala, dalle vie più rinomate del centro storico come via Ruggero VII, via Macheda. In più sui social noi mi chiamano Mister Social perché ormai ho abusato forse un po' troppo sui social, sono presente sui canali Facebook, su Instagram e naturalmente attraverso quelli che è il nostro sito www.ristorantepizzerialeone.it dove possono realmente trovare effettivamente tutto quello che noi facciamo. Tra l'altro noi sopra il ristorante abbiamo anche il B&B, quindi chi Addirittura? viene da fuori spesso e volentieri può venire a fare proprio una visita enogastronomica, storica, monumentale, quello che Bravo. insomma più reputa migliore per sé,
anche perché il mare a Palermo, abbiamo anche il mare, non manca nulla, quindi Non manca niente, quindi siete a sì, posto, è abbiamo vero. dato la possibilità anche alla gente, e devo dire che oggi è diventata anche tanta, di venire a fare un weekend, soggiornare da noi, pranzare qua e poi andare in giro per la città. Perfetto. Tutto questo realizzato naturalmente con la massima cortesia, la massima professionalità da parte mia e del mio staff. Forse Bravo siamo un pochino Alessandro. troppo appiccicosi perché No, vogliamo sapere. meglio essere appiccicosi, secondo me, Sì. così vi vogliono ancora più bene. Allora, io non so perché siamo addirittura d'arrivo, abbiamo cercato di recuperare minuti persi. Abbiamo qualche messaggio al volo oppure dobbiamo proprio chiudere perché vi salutiamo tutti. Ovviamente sappiamo che allora raccontare la nostra Sicilia scegliendo i nostri prodotti anche in cucina è un grande vantaggio e valore aggiunto. Complimenti, scrive Vincenzo Spinelli. È vero, Vincenzo. Vero, Cristina, dovremmo valorizzare ancora di più il nostro artigianato e le nostre maestranze. Carmela Motta, maestranze, scusa. Ciao Cristina, ciao Alessandro, espressione di grande professionalità, passione e sicilianità. Marzia, grazie. Alessandro Azzimati, grazie per essere stato con me. Mi Grazie raccomando, Cristina. ristorantino, pizzeria a Leone a Palermo, via Cavour. Fateci un salto, non ve ne pentirete. Alla prossima, Alessandro. Ciao, a presto e grazie. Grazie a te Ale, grazie Alessandro. Allora, arrivati al termine anche per oggi, abbiamo recuperato, era giusto, no, che recuperassimo i minuti persi. E Nicolò, grazie per avermi assistito in regia. Marzia e Sonia in redazione, torno domani a mezzogiorno, io compro siciliano live. A domani.